notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Molti ruderi di nuraghi ed alcune tombe di giganti attestano la presenza dell'uomo nell'agro di San Roque sin da tempi antichissimi. Danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente. E tra i nuraghi meglio conservati nel circondario di San Roque ricordiamo quello detto Sadome Sorgu, che sorge isolato a 107 metri di altitudine, alle pendici del promontorio del Montarrubio. Ma paren que entannos Coro me, cuore mio, fuente y agradecida, fonte chiara e pulita, Gai puro Deo, dove anch'io potobie. posso bere. Questo nuraghe appartiene alla tipologia detta attancato, in quanto è formato da due torri unite da due cortine che all'interno di esse formano un cortile. Vi andremo insieme, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Una di queste torri, quella di destra subito dopo l'ingresso, a detta degli studiosi, sarebbe la più antica di tutto il complesso. E sempre secondo questi studiosi sarebbe una delle torri nuragiche più antiche della Sardegna. E ciò è documentato soprattutto dalla sua struttura architettonica, dei paramenti murari sia interni che esterni. E la si farebbe risalire addirittura al XV o XVI secolo avanti Cristo. Mentre le strutture murarie che, incorporando l'altra torre, formano il cortile a forma trapezoidale, sono probabilmente attribuibili, torre compresa, all'VIII secolo avanti Cristo. Da notare la grande cella del cortile centrale
e le celle sopraelevate sia nella torre antica che nello stesso cortile. Sugo e tesa frisura addologliare profusta gioia madura isquintinda in sosogro tuo tu eses lucente si perrumeu. Questo nuraghe fu notevolmente danneggiato a seguito di una violenta invasione cartaginese. Siamo intorno al IV-V secolo a.C. Ti andremo insieme, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Il nuraghe Sadome Sorku faceva parte di una catena di nuraghi, uno in vista dell'altro, posti a vedetta per segnalare l'avvicinarsi di imbarcazioni di pericolosi nemici e controllare in questo modo tutta la costa sud-occidentale della Sardegna. Sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto, un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato.